sono felicissimo di poter di nuovo tornare nella Marca Trevigiana, dove onestamente ho lasciato il cuore 5 anni fa. Il colonnello pilota Emanuele Chiadroni è subentrato al colonnello pilota Nadir Ruzzon. Si è tenuta la cerimonia di passaggio di consegne al 51esimo stormo di Strana, alla presenza di tutte le più importanti autorità civili, militari e religiose, insieme con i labari, le associazioni combattentistiche ed Arma, la bandiera della città di Treviso decorata di medaglie d'oro al valor militare, la bandiera della città di Vittorio Veneto e quella dell'Università di Padova. Gli obiettivi sono sicuramente mantenere la prontezza operativa che oggigiorno ci viene richiesta costantemente per tutte le vicende e tutti i possibili scenari che potrebbero aprirsi nel futuro. Il 51esimo stormo è un reparto in grado di assicurare la difesa aerea, la ricognizione tattica, il close air support, e cioè l'attacco aereo fornito da velivoli contro obiettivi nemici, nonché tutta la capacità aria-suolo, tecnologia che è stata impiegata in passato in situazioni in cui l'Italia è stata colpita da particolari calamità, ad esempio il terremoto in Emilia-Romagna e centro Italia, l'alluvione in Sardegna, l'eruzione dell'Etna fino al contributo nel piano di azione al contrasto dei roghi. Il momento più complicato è stato quello dove abbiamo affrontato tutti assieme il Covid-19, perché ci ha colti di sorpresa, nessuno di noi era preparato. Devo dire che pur nelle difficoltà che sono arrivate, il 51esimo stormo ha saputo mantenere il 100% della sua operatività, garantendo la sicurezza dei cieli e dello spazio aereo d'Italia e della NATO. Con la nuova macchina, l'Eurofighter, abbiamo raggiunto la full capability e contribuiamo insieme agli altri stormi alla difesa aerea nazionale. Cosa importante è che, come era in passato il 51esimo stormo, siamo tornati a far parte di quel sistema difesa paese che ci permette 365 giorni l'anno di essere tranquilli.